Ciao tifosi azzurri, bentornati, ci sono novità importanti in casa Napoli. Dopo settimane difficili tra infortuni e scelte obbligate, finalmente arrivano segnali positivi dall'infermeria, con alcuni recuperi fondamentali che potrebbero cambiare il volto della squadra nelle prossime partite. Ma non è tutto. Antonio Conte studia nuove soluzioni tattiche, il club si muove sul mercato e si guarda già al futuro con un obiettivo preciso per la difesa. Insomma, c'è tanto di cui parlare e le prossime settimane si preannunciano decisive sia per il presente che per il futuro del Napoli. Cosa sta succedendo esattamente? Chi sta per rientrare in campo? E soprattutto, quali mosse sta preparando la società in vista del mercato estivo? Restate sintonizzati perché ci sono aggiornamenti da non perdere. Ragazzi, buone notizie dall'infermeria. Tifosi azzurri, finalmente si respira un po' di aria fresca. Dopo settimane di ansia per infortuni e scelte obbligate, David Neres è pronto a tornare in campo. Il brasiliano è ormai ai dettagli finali del recupero e, salvo sorprese, sarà convocato per il match contro il Venezia in programma domenica alle 12:30. Ma non è l'unico, anche Pasquale Mazzocchi è vicino al rientro, mentre per Frank Zambo Anguissa bisognerà attendere ancora qualche settimana probabilmente, fino a dopo la sosta. Un sospiro di sollievo per Antonio Conte, che ha dovuto fare i salti mortali per mettere in campo una squadra competitiva nelle ultime settimane. Il tecnico salentino ha dovuto adattare il Napoli al 3-5-2, una soluzione quasi obbligata viste le tante assenze, e in qualche modo ha tenuto botta. Ma ora, con il rientro di pezzi importanti, si apre un nuovo scenario, si torna al 4-3-3. Conte ci sta pensando ma non ha fretta. Con il Venezia sarà ancora 3-5-2, perché i rientranti avranno bisogno di ritrovare ritmo e condizione. E poi il Napoli in queste settimane ha trovato una certa quadratura, con questo modulo, soprattutto con Giacomo Raspadori che ha avuto più libertà d'azione e ha risposto con 3 gol nelle ultime 4 partite. Insomma, cambiare tutto subito potrebbe non essere la scelta giusta. Ma quando rientrerà anche Anguissa, allora la storia potrebbe cambiare. Il centrocampo si arricchirà di alternative di livello, con Billy Gilmour che sta mostrando qualità e personalità nelle due fasi McTominay, che garantisce inserimenti e fisicità, anche se va monitorato dopo l'uscita acciaccata contro la Fiorentina, e appunto Anguissa, il cuore pulsante del centrocampo azzurro. Con questa abbondanza il passaggio al 4-3-3 potrebbe diventare realtà e David Neres, il brasiliano, potrebbe diventare l'arma in più nel finale di stagione. È il giocatore che può accendere la luce con una giocata, saltare l'uomo, inventare dal nulla una palla gol. Con lui e Raspadori sugli esterni il Napoli ritroverebbe quel tridente che ha fatto faville nelle scorse stagioni, magari con Lukaku o Raspadori al centro dell'attacco. Insomma, Neres potrebbe essere il tassello che fa davvero svoltare la squadra nella corsa a scudetto. Se Conte decidesse di tornare al 4-3-3, vedremmo un Napoli più offensivo con 2 esterni d'attacco veri e un centravanti che può ricevere più palloni giocabili. Certo, ci sarebbero anche delle rinunce importanti nel 3-5-2, sia Raspadori che McTominay hanno trovato spazio e responsabilità, mentre con il 4-3-3 qualcuno rischierebbe di partire più spesso dalla panchina. Il vero nodo riguarda la fase difensiva. Il 3-5-2 ha dato solidità in un momento difficile, ma con il rientro degli esterni, la difesa a 4 potrebbe tornare più utile anche per non sacrificare Mazzocchi e soprattutto per sfruttare al meglio Neres. Un'altra questione da non sottovalutare è il ritmo partita. Neres, così come Mazzocchi, è rimasto fermo per un po' e difficilmente potrà essere subito al massimo della condizione. La sua qualità è fuori discussione, ma serviranno minuti e partite per rivederlo al top. Lo stesso vale per Mazzocchi, che quando è stato impiegato ha sempre dato il suo contributo con grinta e corsa, caratteristiche fondamentali per una squadra che vuole lottare fino alla fine per il titolo. E poi c'è la questione Anguissa. Il camerunense è una pedina insostituibile per il Napoli, il vero equilibrio della squadra. Il suo rientro permetterà a Conte di avere un'arma in più per dare solidità al centrocampo e garantire copertura alla difesa. Con lui in campo i terzini potrebbero spingere di più e la squadra avrebbe più certezze in fase di copertura. Il problema è che senza il ritmo, partita Anguissa potrebbe avere bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore. Guardando il calendario, il Napoli dovrà affrontare una serie di partite fondamentali nelle prossime settimane. Dopo il Venezia arriverà la sosta per le nazionali, un momento che potrebbe essere decisivo per recuperare tutti gli infortunati e lavorare al meglio sul cambio modulo. Al rientro la squadra di Conte avrà impegni difficili con scontri diretti che potrebbero decidere il destino della stagione.
A 10 giornate dalla fine tutto è ancora aperto. L'Inter ha un vantaggio, ma il Napoli è lì e anche l'Atalanta si è rifatta sotto. Questa lotta a 3 promette scintille e il rientro dei titolari può dare agli azzurri lo slancio decisivo. La sfida contro il Venezia sarà fondamentale, una partita da vincere per non perdere terreno e per arrivare alla sosta con il morale alle stelle. Dopo la sosta, poi, si entrerà nella fase calda del campionato, con gli scontri diretti che decideranno il destino del Napoli. Ora la palla passa a Conte, quando cambierà modulo. Conviene farlo subito o aspettare di avere tutta la rosa al 100%, e soprattutto con Neres di nuovo in campo chi rischia di finire in panchina. La stagione entra nel vivo, i giochi sono ancora aperti e il Napoli vuole farsi trovare pronto. E ora, a proposito di calciomercato, questa notizia dell'ultima ora. Occhio ragazzi, perché il Napoli ha messo nel mirino un nome interessante per la difesa: Coni De Winter del Genoa. Il club azzurro vuole arrivare al mercato estivo con le idee chiare e questa volta evitare la delusione di gennaio, quando alcune trattative non sono andate come sperato. Il direttore sportivo Giovanni Manna si è già attivato e sta sondando il terreno per rinforzare il reparto arretrato con un profilo giovane, di talento e con esperienza in Serie A. De Winter, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili della Juventus, ma è con il Genoa che ha trovato continuità e dimostrato di essere un difensore di grande prospettiva. Il club rossoblù lo ha riscattato dai bianconeri la scorsa estate per circa 8 milioni di euro più bonus, ma adesso il suo valore è schizzato alle stelle. Il Genoa ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro, una cifra importante, ma che non spaventa il Napoli, deciso a investire in un giovane difensore che possa dare sicurezza e freschezza alla retroguardia. E qui arriva la concorrenza. Perché il Napoli non è l'unico club a essersi interessato a De Winter, anche Inter e Roma hanno già fatto dei sondaggi, eppure all'estero il difensore belga piace parecchio. Manchester United, Tottenham, Borussia Dortmund e Bayern Monaco sono solo alcuni dei club che si sono mossi nelle ultime settimane per raccogliere informazioni. Insomma, si prevede un'asta bella tosta. Ora la domanda è: il Napoli è davvero pronto a mettere sul piatto 30 milioni per il difensore del Genoa? Da Castelvolturno fanno sapere che l'idea c'è, ma tutto dipenderà dalle altre operazioni in entrata e uscita. Di certo c'è che la difesa va rinforzata, perché in questa stagione gli infortuni e le difficoltà nel reparto arretrato sono stati troppi. Ramani e Juan Jesus hanno avuto alti e bassi. Serve un centrale giovane, forte fisicamente e con margini di crescita importanti, e De Winter potrebbe essere il profilo giusto. Il punto ora è capire se il Napoli farà sul serio o se si tirerà indietro davanti alla concorrenza. L'Inter potrebbe avere un vantaggio economico, mentre la Roma dovrà prima risolvere la questione relativa al nuovo allenatore e al budget per il mercato. Per gli azzurri molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni. Se dovesse arrivare una buona offerta per Ramani, ad esempio, allora i soldi per De Winter potrebbero essere investiti senza troppi problemi. A questo punto la palla passa a Manna e Conte. Vale la pena fare questo investimento? Il belga ha talento, esperienza in Serie A e può crescere ancora tanto, ma a 30 milioni il rischio è alto. Voi che ne pensate? De Winter sarebbe il colpo giusto per la difesa del Napoli? O meglio, puntare su un altro profilo? Grazie per l'attenzione tifosi azzurri e arrivederci a presto con altre informazioni e tutto quello che succede in casa Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei.